Adesso siamo nella fase di raccolta, una raccolta che serve alla Regione per poter poi comunicare allo Stato quello che è la nostra condizione, quindi non è la reale richiesta di risarcimento di un danno. Una raccolta di dati basati su stime complessive dei danni provocati dal maltempo, comune per comune, utile alla Regione per poter comunicare allo Stato quella che è la condizione in cui versa il territorio della Marca. I moduli sono disponibili nel sito del Comune o presso gli uffici. 3 modelli, un modello creato dal Comune che è relativo ai danni ai privati, alle abitazioni, uno che è relativo ai beni mobili, quindi alle auto, cose così, e uno che è relativo alle attività produttive, che anche loro abbiamo visto che sono state molto penalizzate. Compilano quel modello, lo restituiscono o attraverso la PEC comunale o portandolo a mano come preferiscono, lo restituiscono al Comune entro il 1° alle ore 12. A noi poi resta un giorno e mezzo perché entro il 3 dobbiamo comunicare alla Regione la sintesi, dobbiamo a nostra volta compilare un questionario che è la sintesi poi di tutte queste informazioni. La compilazione dei moduli rientra dunque nella raccolta iniziale dei dati che è necessario fare in attesa della possibile emanazione dello stato di calamità. E se verrà determinato lo stato di calamità naturale a livello nazionale, allora in questo caso si aprirà una procedura specifica che varrà per tutti i comuni coinvolti, quindi non ci saranno singole procedure, ma verranno poi determinati e qualificati e definiti quali saranno gli adempimenti per ciascun cittadino. In questo momento, ripeto, l'essenziale è raccogliere la documentazione e indicare oggetto preciso nell'ambito delle fatture. Sarà necessario dunque aspettare l'esame dei dati raccolti dai comuni per avere dallo Stato una risposta in termini di eventuali risarcimenti. In questo momento è prematuro parlare di quantificazione, dobbiamo ancora finire di stimare quali sono e quantificare i danni oggettivamente in tutte le fattispecie occorse, quindi è prematuro parlare e dare false speranze.